programma per lunedì 27 ottobre. RISE, Alleanze per il Cambiamento, presenta alle 10 il progetto Violenza di genere Parliamone insieme, che prevede una serie di azioni sul territorio. È una iniziativa promossa da ASL 4, Comuni e Villaggio del Ragazzo. Per i corsi di cultura di Chiavari alle 16 nella sala Livellara, Don Jacopo De Vecchi descriverà la morale della risata a partire dall'opera di Giuseppe Gioacchino Belli. Il direttore artistico di Teatro Pubblico Ligure Sergio Maifredi incontra il pubblico alle 18 al Teatro Comunale di Sori per illustrare i nuovi progetti e annunciare la stagione Sori Teatro 2025-2026. Prosegue il programma delle Lectio Magistralis al Festival della Scienza di Genova. A Palazzo Ducale alle 18 la biochimica Katalin Caricò, premio Nobel per la medicina nel 2023, racconta il percorso che l'ha portata a contribuire alla formulazione dei vaccini anti-Covid-19 di Pfizer e Moderna. Alle 21 Costanza Rojas Molina, matematica, illustratrice e divulgatrice scientifica di origine cilena, affronterà il tema l'indissolubile intreccio tra matematica e fumetto. Per i corsi della Scuola di Formazione Teologica della Diocesi di Chiavari inizia il ciclo Oltre le ferite per costruire una società, la gestione dei conflitti. Il primo appuntamento è con la psicologa Cecilia Pirrone alle 18 nei locali del seminario di Chiavari. Alle 21, sempre in seminario a Chiavari, inizia anche il ciclo Che cosa resta del Novecento. Il primo appuntamento è con il giornalista Francesco Giubilei che descriverà l'Italia dei conservatori. A 10 anni dall'uscita torna al cinema Non essere cattivo di Claudio Caligari, il film all'origine dell'amicizia fraterna tra Alessandro Borghi e Luca Marinelli. Sarà proiettato al cinema Ariston di Vico San Matteo 14 a Genova alle 19. Sempre a Genova a The Space Cinema al Porto Antico, nuova tappa per l'Ocean Film Festival che propone dalle 20 la rassegna cinematografica selezionata fra i finalisti dell'Ocean Film Festival dell'Australia. Il Teatro Carlo Felice ospita Roberto Trainini che al violoncello esegue 3 sonate di Brahms, fra cui la sonata per violoncello in Re maggiore opera 78, creduta persa per decenni. L'appuntamento è alle 20:30.